a parlare ormai. Scusate l'attesa, abbiamo avuto un imprevisto tecnico, però adesso siamo comunque pronti per la nostra diretta che concluderà il girone d'andata nel campionato di Serie B1 girone B. Quindi a tutti voi buonasera da Lorenzo Minacapelli, siamo in diretta dalla palestra comunale di Ripalta Cremasca, 13ª giornata, campionato Serie B1 girone B che vede a confronto la CR Trasport Ripalta e la Rotoplas Volano Volley. Allora, la Rotoplas viene da un inizio di 2024 convincente, vincendo per 3-0 in maniera netta contro il Volley Academy Valtellina e Valchiavenna, allenata da Ivan Iosi. E ora siamo qui in trasferta pronti per commentare questa partita che concluderà il girone di ritorno. E la Rotoplas ci arriva con 18 punti, Ripalta con 17. Saluto subito i miei compagni di viaggio, Andrea Zeni, nostro scoutman, mago delle statistiche, e un saluto anche a Fabrizio Saba, il nostro regista, e il diciamo così, il responsabile streaming Alan Berloffa, che è in tribuna, ma grazie comunque per la sua attrezzatura. Entrano le squadre in campo. Allora fanno il loro saluto in campo le due formazioni e tra poco scopriremo se chi uscirà vincitore alla fine di questa partita. Una partita che vale tanto in classifica, come detto, perché Rotoblast è a soli, credo, 2 punti o 3 punti, anzi 3 punti da Arena, che è terza, ma la zona retrocessione è sempre molto vicina, quindi è una partita che potrebbe portarci in zona alta oppure in zona bassa. CR Trasport Ripalta, la nostra avversaria che concluderà il girone di ritorno. Quindi questo vuol dire che l'ultima giornata del campionato, salvo eventuali playoff promozione, sarà all'Arena Biancorossa. Allora, stanno per scendere in campo le formazioni. Non so se fanno lo starting player o meno. Credo di no, in questa giornata mi sa di no. Ecco che mi ha raggiunto in postazione ed è pronto a entrare in clima partita il nostro regista Fabrizio Saba. Sei comodo? Mi dà fastidio, vero? Allora, dovremmo esserci fra pochissimo. Vediamo già le due formazioni che stanno per entrare in campo. Il primo arbitro è il signor Nicola Bonetto della sezione di Vicenza e il secondo arbitro è la signora Lucia Grazzi della sezione di Bolzano. Allora, l'arbitro fischia per far entrare le due formazioni in campo. Allora, le formazioni, partendo da quella della CR Transport Ripalta, che schierano, allora, Anna Bassi, numero 4, numero 14 Francesca Rivoltella, numero 20 Chiara Poggi, la numero 8 Sara Lodi, poi la numero 2 Giulia Crespi e la numero, un attimo che controllo bene per non evitare, numero 1 Marina Cattaneo, la libero numero 11 Maria Cotti-Zelati. Lato Rotoblast, che sta per cominciare la partita, è Galbero che si prepara al servizio, giudice nel ruolo di libero, Francesca Magazza, neoacquisto che gioca banda, Carlotta Petrusiello con ruolo di opposto, Jessica De Val, nostro capitano centrale, e Campagnolo anche lei, e Bortoli nel ruolo di palleggio. E inizia subito con un ace la formazione di Luca Parlatini. Ho parlato a Vanvera, quindi. Ah, ok. Non mi ero spaventato. Galbero, doppio ace.
2-0 Rotblast. Emma Galbero 2-0. Ancora Galbero. Terzo ace. Terzo ace Emma Galbero. Allora andiamo subito con un time out dopo 3 palle di Galbero, 3 ace. Primo time out per il Trasport Ripalta, che devo dire Galbero che è iniziata molto bene. Suonano le trombe della Alan Berloffa Production. Un grande inizio di Galbero che la prima palla colto impreparata la difesa arancio-nera. Poi nella seconda con l'asilo del net, il terzo a fil di fondo campo. Grande azione da parte di Emma Galbero, che ha fatto 3 palle perfette. Allora rientrano le squadre in campo. Siamo sul 3-0 a favore della formazione di Luca Parlatini. Vediamo adesso come ancora Galbero questa volta riesce finalmente a fare la prima ricezione, la formazione allenata da Vittorio Verderio. Magazza Murata da Sara Lodi. 1-3. Primo punto anche per la formazione arancio-nera locale di Ripalta. Marina Cattaneo al servizio. Tutto. Serve su Magazza. Lalla Bortoli. Carli passa l'attacco di Carli, che sfonda il muro di Rivoltella e di Anna Basti. 4-1 a favore della Rotoblast. Dopo 5 azioni di gioco. 5 azioni di gioco. Pronta Jessica De Val. Ha servito su Crespi. Il palleggio di Oggi poi un po' di difficoltà nella metà campo biancorosa, ma Carli riesce comunque a provare l'attacco. Ancora una possibilità per Ripalta, che fa il punto del 4-2 con Anna Basti. Allora siamo sul 4-2 e 4-2 a favore di sempre della Rotoblast. Sara Lodi al servizio. Vediamo il servizio di Sara Lodi. Servizio di Lodi su Galbero, un po' in difficoltà in ricezione Magazza. Galbero attacca, si prende comunque il punto Emma Galbero. 5-2. Allora chiediamo un attimo perdono, abbiamo una difficoltà a mostrarvi lo scoreboard in diretta. Carli 5-2. 6-2 per la Rotoblast. Ottimo inizio da parte delle ragazze di Luca Parlatini, che su 6 punti 4 sono su ace, 3 di Galbero, 1 di Carli Petrustiello. Carli, così del net. Lodi passa l'attacco, ma c'è la difesa di Carli e poi free ball di Galbero. Crespi, Poggi, pallonetto vincente di Rivoltella. Va bene, siamo sul 3-6. No, è per quello. Allora Troppo, non riesco a farla andare. Pazzi, servizio, riceve Galbero, Ragazza devala un po', c'è la Murata, Magazza, attacco respinto dalla difesa di Bassi. Pallonetto di Crespi, ma c'è la difesa di Magazza ancora. Campagnolo può prendere controtempo, c'è la difesa di Rivalta, però c'è anche la free ball. Ancora Campagnolo, non c'è il tocco a muro, infatti la chiamata del coach scusate, del primo arbitro indica la metà campo arancio-nera di Ripalta, quindi siamo sul 4-6. Pronta ancora Batti, che serve su Magazza, questa volta buona la sua ricezione. Magazza, c'è il tocco neanche questo quinto punto per circa Magazza.
Sì. Ok. Quindi 5-6 a favore di Volano. Però un altro punto rosicchiato. Tutto su Galbero. Magazza pallonetto. C'è la... un po' di difficoltà, ma c'è la difesa di Ripalta. Magazza pallonetto. Difeso il suo attacco da Lodi. Crespi passa l'attacco sull'ala Bortoli laterale. 6 pari. 6 pari. 6 pari. Allora siamo sul 6 pari. Ancora Bazzi al servizio. Anna Bazzi, battuto su Galbero. Lala Bortoli. Carli attacca, difeso da Lodi. Poggi. Tentativo d'attacco che non è andato a buon fine. Al centro Galbero che passa l'attacco. Siamo 7-6. Piccola protesta da coach Verderio, forse anche con l'ausilio di Lodi, che chiedeva il fallo in seconda linea. 76 a favore della Rotoblast. Battuto out di Magazza, 7 pari. Quindi adesso siamo sul 7 pari. 7 pari. Intanto abbiamo ripristinato il sistema di punteggio. Eccolo qui. Ringraziamo Fabrizio Sapa che anche con l'ausilio del nostro responsabile streaming alla Berloffa abbiamo risistemato questo leggero problema tecnico. Lala Bortoli. Magazza. C'è la difesa di Poggi. Rivoltella. C'è l'attacco di Lala Bortoli fischiata contro Lala Bortoli, sì, 8-7. Quindi vantaggio per Ripalta adesso dopo titubante inizio. Adesso porta in vantaggio. Ricevuto Galbero. Lala Bortoli subito. Che il nastro non gli ha fatto toccare con la mano la rete. Infatti 8 pari. Allora siamo sull'8 pari. Battuto da Campagnolo. Bazzi. Oggi poi l'attacco di vincente era di Bazzi. Pronta Chiara Poggi. Riceve Galbero. Lalla Bortoli. Lato Galbero. Viene murata, però c'è De Valle a difendere. Lato Carli. C'è punto di Carlotta Petruziello. Palla in campo. 9 pari. Nuova parità alla palestra comunale di Rivalta Cremasca. Allora 9 pari. Lalla Bortoli al servizio. Tutto. Riceve Crespi. Poggi. Attacca Lodi. Passa l'attacco. Non ci arriva Galbero. 10-9. Punto di Sala. Lodi. Allora al servizio Giulia Crespi. Sara Crespi. Si spegne in rete il servizio. 10 pari. Allora 10 pari il punteggio. Al momento sta regnando, dopo un tentativo di fuga della Rotoblast, la grande rimonta di Ripalta. Adesso regna l'equilibrio alla conclusione del primo giro del servizio. C'è la difesa di la Rotoblast. Magazza attacca. Deve ancora carburare ancora. Senza Magazza. C'è il punto di Lodi. L'ho visto bene. Marina Cattaneo al servizio sull'11-10 a favore di Ripalta. Cattaneo battuto.
Riceve Sofia Giudice il suo servizio, la Bortoli. Magatta, questa volta la palla è in campo di Francesca Magatta, 11 pari. Pronta al servizio Jessica De Val, la nostra capitana. Battuto, ha ricevuto Batti. Poggi, pallonetto di Lodi. La palla è out. Torna in vantaggio la Rotoblast, 12-11 il punteggio nel corso della prima frazione di gioco. Vedo intanto un po' di movimenti sulla panchina arancio, nero-arancio. Ha ricevuto il libero Cotti Telati. Lodi, 12 pari. C'è un cambio per Ripalta. È entrata la numero 10 Giulia Miglioli, è uscita la numero 20 Chiara Poggi ed è uscita Sara Lodi ed è entrata numero 12 Emma Laperchia, che va al servizio. Battuto, riceve Galvero, la Bortoli. Scusate, tentativo di Magatta che però è stato difeso. Giudice, la Bortoli. Carli passa il suo attacco per la difesa di Laperchia. L'attacco invece di Giulia Miglioli, passa 13-12. Pronta al servizio Laperchia. Battuto. Riceve Galvero. La Bortoli. Centro. Campagnolo. Miglioli. Poi l'attacco murato da di Anna Bassi che ci riprova, ma c'è la difesa di Galvero. Carli. Attenzione. Crespi in difficoltà e non ce la fa. La difesa di Ripalta. 13 pari. Nulla da fare. Ha tremato la cazza qui. Non è il terremoto, state tranquilli. Carlotta Petruzziello al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Cotti Zelati ha ricevuto l'attacco. Bassi e poi la murata sull'attacco di Giulia Miglioli. Vale il 13-14. Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Allora, Carlotta Petruzziello al servizio. Battuto. Servizio su Batti. Laperchia. C'è l'attacco. La centro di la parità alla palestra comunale di Ripalta Cremasca. 14 pari. Va l'autrice dell'ultimo punto al servizio, Anna Bassi. Battuto. Galvero ha ricevuto il servizio. Lato Carli che deve però andare col pallonetto, ma c'è la difesa di Crespi che prova a fare lei il pallonetto. C'è Carli che difende dalla Bortoli del lato Magatta. Crespi e passa l'attacco di Crespi. Sono tenuto 15-14 a favore della formazione di Vittorio Verderio. E c'è il time out per Luca Parlatini. Allora, primo sponsor di serata. Allora siamo di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ripalta Cremasca. 15-14 a favore di Ripalta dopo 29 azioni di gioco nel corso della primo set di serata.
Ricordo che questa è l'ultima giornata del girone d'andata. Poi vi ricordo che la prossima giornata sarà sabato 10 febbraio in trasferta a Oschiano contro la Pantini Folcieri, momento secondo in classifica. Tentativo di Magazza che non è passato. Lato Crespi. Attacco. Ora vantaggio piccolo break costruito adesso da Ripalda che si porta sul 16-14. E Anna Batti al servizio, ancora lei, tutto. E riceve Galvero. Magassa. Francesca Magassa non riesce alla difesa la formazione di Vittorio Perderio. 16-15. Allora Franci al servizio, tutto, riceve Totti Zelati, la Perchia. Attacco out di Giulia Crespi. Parità alla palestra comunale. 16 pari punteggio. Allora ancora Francesca Magazza al servizio. Ancora su Totti Zelati. Lunga attenzione. C'è la free ball. Crespi, la palla è out. Palla out, 17-16. Probabilmente c'era la portata di Campagnolo, però alla fine il punto comunque è arrivato per la formazione di Ripalta, quindi siamo sul 17-16. Rivoltella su Galbero. Se per lei a ricevere i servizi per il momento. Crespi pallonetto, Galvero ha ricevuto. Difesa, scusate. Al centro, Magazza Murata. Alla Bortoli. Ancora Galvero. E passa in mezzo al muro di Cattaneo e Miglioli. Parità di nuovo, 17 pari. Tanto rimbombo qui dentro, spero di non arrivare sordo a casa. Allora, il servizio. Si prepara. Jessica De Valli, no scusate Campagnolo, però è out sul servizio. 18-17 per Ripalta. Allora esce Miglioli ed entra Chiara Poggi. Esce Emma Laperchia e rientra Sara Lodi. Rientrano le titolari. Allora Chiara Poggi, palleggiatrice al servizio, battuto. Libero, la porta del centro. Magazza a muro zero. Ce la fa. Tutta potenza. Magazza sfonda la difesa di Chiara Poggi e non riesce a evitare il punto. Allora al servizio la Bortoli. Battuto. Riceve Crespi. Sfiorare il tetto. E va Crespi a due mani a attaccare. Ma c'è la difesa di Giudice. La Bortoli lato Carli. C'è ancora la difesa di Crespi. Lodi. Basta l'attacco di Sara Lodi. 19-18. Allora Giulia Crespi al servizio. Battuto. Sofia Giudice questa volta riceve lei. Attacca De Val subito. E c'è la difesa alla fine. Un po' fortunata qui. Ripalta. Difesa ancora di subito dall'altra parte. Ha difeso Magazza. Carli. A tutto braccio Carli. 19 pari. Allora 19 pari nel corso di questa prima frazione di gioco. Emma Galvero. Battuto. Ha ricevuto Crespi. Oggi. E poi l'attacco di Lodi.
Marina Cattaneo al servizio. Cattaneo riceve Magazza. Lalla Bortoli, lato Magazza che attacca. Bell'attacco di Francesca Magazza, 20 pari. Poteva essere un diagonale verso la nostra postazione, invece è dalla parte opposta e tutti erano impreparati. Allora, 20 pari. Allora, sul 20 pari tocca a Jessica De Valle, la nostra capitana, a battere il servizio. Crispi. Carli subito. 21-20 per la Rotoblas. Tentativo di, diciamo, una timida protesta per dire che avesse invaso, però è stata talmente timida proprio che appena visto che il gesto era dall'altra parte si sono subito calmate. Lodi attacca, difeso Lalla Bortoli, Campagnolo, poi Carli, difeso credo Poggi, se ho visto bene. Lodi attacca, ancora Lalla Bortoli, Deval, Carli. Non c'era il tocco del muro, infatti 21 pari. Allora Sara Lodi al servizio. Lodi tutto. Riceve Galbero, Lalla Bortoli, Magazza. C'era la super difesa di Crispi, ma c'è ancora l'opportunità per la Rotoblas che sfrutta con Magazza. 22-21. Carlotta Petruzzello ora al servizio, 22-21 a favore della Rotoblas. Un bel primo set comunque tra le due formazioni. Cotti Zelati, scusate. Attacca Anna Bassi. Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ripalta Cremasca, 23-21 a favore della Rotoblas nel corso del primo set. Allora, Carlotta Petruzzello al servizio. 2 time out usati da coach Verderio. Luca Parlatini invece ne ha ancora una a disposizione. Servizio di Carlotta che batte adesso. E out il servizio di Carlotta, quindi siamo sul 22-23. Allora, 23-22. Anna Bassi al servizio. Batte adesso il servizio. Lo riceve Emma Galbero, Lalla Bortoli. Campagnolo, murata Campagnolo da 3 pari. Allora ora o una delle due formazioni conclude il set con un break, oppure si andrà in vantaggi. Pronto adesso il time out per Luca Parlattini. Vediamo. E invece no, spiazzato completamente. Allora servizio ancora di Bassi che batte, riceve Galbero, Lalla Bortoli, Carli, pallonetto. C'è stata una gran salvata di Ripalta. Galbero con l'ausilio del net, purtroppo è fatta invece l'attacco di Cresci. 24-23, adesso arriverà il time out. Eccolo qua. Sponsor.
Di nuovo in diretta dal palestra comunale di Ripalta Cremasca. Siamo al set ball per Ripalta nel corso di questo primo set. Anna Bassi al servizio. Battuto il servizio, riceve Bero, la Labortoli. Magatta, passa l'attacco di Magatta, quindi si va ai vantaggi nel corso del primo set. Servizio di Magatta su Bassi. Respi, pallonetto, difende Carli, la Labortoli. Galbero. Allora, non ho capito il senso di protesta da parte di Elena Pierobon, perché forse addirittura c'era un'infrazione da parte di Ripalta, mi sembrava più da parte nostra. Rivoltella ancora set ball. Sofia dice la Bortoli. Galbero non passa l'attacco perché c'è la difesa di Bassi, anche con lo zio del muro. Crispi non passa perché c'è Campagnolo. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Allora 25 pari. Altra palla set annullata. Adesso c'è Campagnolo al servizio. Crispi, Poggi, Lodi attacca, ma c'è la difesa di Carli. Galbero, pallonetto, ma c'è Crispi. Lunghetta forse, Cattaneo. La Bortoli al centro. Magassa net. Nega tutta la potenza. C'è il muro di Deval, però anche la difesa di Bassi. Ancora Crispi, ancora Murata! Gizzi! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. E allora siamo al set ball invece per la Rotoplas. Ancora Campagnolo al servizio dopo la murata di Jessica De Val. Servizio. Bassi. Poggi. Lato Lodi che attacca. E quarto tocco. E si chiude qui il primo set. 27-25. Allora siamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set.
Scusate l'attimo di silenzio, ma ho anche una parte social da curare, quindi ho dovuto fare un piccolo break più lungo del solito. Allora, siamo sul 3-1 a favore di Ripalta, che ha iniziato un po' come ha fatto la Rotoblast il primo set, ma stavolta al contrario. Allora, entrata Chiara Sesenna per Carlotta Petrusiello. Magazza prova ad attaccare. E c'era quasi però nel tentativo di mandarla nell'altra metà campo è stata sparata sul tetto. Direi che è abbastanza basso, come quello un po' dell'arena biancorossa. Allora siamo su 3-2. Jessica De Val, la nostra capitana, al servizio. Poi vi leggo i punti. Arriva l'Ace, 3 pari. Allora video. Allora, 3 pari. Allora, i punti di squadra, cominciando da quelli di Ripalta. Un punto Cattaneo, 6 Crespi, 2 Bassi, 6 Lodi, 1 Miglioli e 1 Rivoltella, 17 punti di squadra e 8 su errore della Rotoblast. Jessica De Val al servizio e poi vi leggo quelli della Rotoblast. La volta è out, 4-3 per Ripalta. Allora, i punti di squadra: 6 Galbero, 2 Campagnolo, 6 Magassa, 6 Petrusiello, 3 Bortoli, 23 punti di squadra e 4 su errore di Ripalta. Vediamo al servizio Sara Lodi che batte. Magazza, Lala Bortoli, Sesenna, Totti Zelati. Passa l'attacco con mani out. 5-3 per Ripalta. Out. 4-5. Servizio out di Sara Lodi. L'ho visto bene. Chiara Sesen. Adesso numero arancio, faccio faticare la maglia nera. Servizio su Alessia Carrera. L'ho visto bene, sì. Lala Bortoli. Magazza, pallonetto, ma c'è la difesa di Lodi. Oggi, poi c'è l'attacco che basta di Anabazzi. 6-4. Allora Anabazzi al servizio, sempre su Magassa. Sesenna passa l'attacco, è portata, infatti fischiata, infatti portata. Quinto punto per la Rotoblast. Va Francesca Magazza al servizio. Si spegne in rete. Allora Francesca Rivoltella al servizio. Battuto. Scusate, Sofia Giudice, Lala Bortoli. Galbero, Emma Galbero. 6. Benedetta Campagnolo al servizio. Nel corso del secondo set vi ricordo che la Rotoblast l'ha vinto ai vantaggi per 25-27. Campagnolo. Emma Galbero, Lalla Bortoli, De Val Murata. Magasta credo abbia fatto la difesa. Galbero ci prova, ma c'è la difesa di Bassi. L'attacco tentato da Carrera. Magasta. Peccato. 8-6.
ricevuto Galbero, forse lunghetta dalla porta dall'altra. C'è l'invasione. Oh, 9-6. Difficile questa ricezione, infatti Lalla ha provato a metterci una pezza, ma non è servito perché purtroppo ha invaso il campo. Chiara Poggia ha battuto su Galbero, che prova ad attaccare, passa il suo attacco, ma c'è la difesa di Bassi. Tentativo d'attacco di Carrera. Col tocco. Sì, che c'è il tocco, sì. Allora, 7-9. Allora, Lalla Bortoli al servizio. Battuto il servizio su Carrera. Attacca o ci prova ad attaccare Sara Lodi, però la manda out in una zona dove non ci sono maglie bianco-rosse, ma nel campo non c'è più. 9-8 quindi. Bortoli ricevuto Cori Zelati, però c'è il tentativo di free ball che serve su Cesena. Cesena attacca, mani, out perché tocca l'asta la palla. 9 pari, torna alla parità. E con questo risuonano le trombe della Lamberlofa Production. Allora Lalla Bortoli al servizio. Bortoli servito su Carrera. Poggi, poi Cattano 19. Allora 10-9. E al servizio va Alessia Carrera sul giudice, Lalla Bortoli. Ed è innamorata. Difesa di giudice. Lalla Bortoli, lato Albero. Fischi di protesta da parte delle. E poi c'è l'invasione di Cesena. Allora siamo 11-9. Carrera spegne il re del servizio. 10-9 e 10-11, scusate. Non è così. Allora mi dice il nostro mago delle statistiche, siamo a 7 errori dopo 11 punti. Galbero passa l'attacco di Nabassi, 12-10. Allora siamo sul 12-10. Il servizio Anna Bassi che batte. No, scusate, Marina Cattaneo in realtà. De Valle attacca, c'è la difesa di Cattaneo. Poggi. Murata di De Valle, Anna Bassi. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Jessica De Valle al servizio. Credo gli abbia chiesto di metterla in posto 1. Coti Zelati ha ricevuto. Forte lunga. La Bortoli in bugger. Magazza Murata. Campagnolo. E Bortoli. Magazza. Palla out. Siamo sul 13-11. C'è un cambio. Chiara Poggi lascia il posto a Giulia Miglioli e Sara Lodi invece lo lascia a Emma Laperchia. Allora credo che Emma mandò prenderà il posto di Francesca Magazza ed eccolo qua infatti il cambio. Allora 13-11.
Quindi al momento ha tolto in corso di questo set le due giocatrici che avevano fatto punti insieme a Galbero. 6 erano alla fine del primo set per entrambi. Mandò in difficoltà. Concede una free ball alla Bortoli. Cotti Zelati. Murata Campagnolo. Però c'è ancora la possibilità. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Allora al servizio Chiara Sedenna per la formazione di Luca Parlottini, che serve. Cotti Zelati, la Perchia, tentativo di Anna Batti, ma c'è la già free ball. La Perchia, pallonetto, peccato, stava quasi riuscendo il miracolo la Rotoblat con Giudice prima e poi Campagnolo, se ho visto bene. Peccato. 14-12. La Bortoli in bagger. Mandò, attacca, però c'è Bassi. Palla out. Sì, niente, tocca 13-14. E intanto c'era Deval che gli era venuto un crampo, mi sa, perché si è fatto aiutare da Martina Bortolotti e non andò per il rete. 15-13. Allora 15-13 e ora il servizio va Francesca Rivoltella che batte, mandò, ha ricevuto la Bortoli. Free ball, sì, free ball, scusate. La Perchia in salvataggio. Ci arriva Emma Galbero. 16-13, probabilmente Luca chiamerà il time out. Eccolo qui. Sponsor. Di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ribalta Cremasca. Allora mandò Galbero. C'è la free ball però. Fatta l'attacco di Cazzani. 17-13. Allora 17-13 e Anna Bazzi al servizio. Giudice ha ricevuto la Bortoli. Campagnolo passa l'attacco, ma c'è la difesa di Bassi. Attacca Carrera. Sembra entrata bene in partita. Sedenna. Chiara Sedenna. 17-14. Benedetta Campagnolo. Servizio. Aperto. Fatta l'attacco. Ha sfiorato il tetto. Galberro. Forse andava out. Subito Bortoli. Attenzione. C'è free ball. La Bortoli. Galbero. Brava Emma Galbero. 17.
Allora, siamo sul 17-15. Benedetta Campagnolo, ancora lei al servizio. Vediamo. Out di Campagnolo. Allora, non ho sono riuscite. Ok, Miglioli e la Perchia sono rientrate. Lodi e Chiara Poggi. E va Chiara Poggi al servizio. Oh! La Dalbero Murata. Tanto protesta di Cotti, Zelati richiama la portata. Però il punto comunque il punto era arrivato comunque per Ripalta, che probabilmente comunque ha chiesto spiegazioni in libero. Cotti, Zelati mandò Devan Murata, c'è la difesa la Murata, scusate, doppia Murata 15. Del time out. Siamo in diretta dalla palestra comunale. Servizio su Mandò da parte di Poggi. Dalbero passa l'attacco, ma c'è la difesa di Bassi. Poggi. Murata, l'attacco di Carrera. C'è la free. È out. 16-20. Porto del servizio. Bucotti dell'Acqui. Pallonetto. Oh, attenzione. Atti. Sesenna. E c'è. All out, servizio out di 17-21. Galvero battuto, ricevuto Carrera. Poggi, attacco di Lodi in campo, 22-17. Servizio di Cattaneo su Mandò, lunga forse, però c'è la free ball. Cattaneo riceve la free ball. Pallonetto subito. Zona di nessuno. Allora rientra Magasta e riesce Mandò. Ecco, ormai il set ha già preso la strada.
ha già preso la strada di ribalta. Almeno dei clamorosi ribaltoni degli ultimi, diciamo, scampoli. Cattaneo batte su Giudice alla Bortoli, ma Gatta, pallonetto, non c'è la difesa di Batti, passa l'attacco e si prende anche il punto. Lodi per 24-17. Allora c'è il set ball per Ripalta, che può riportarsi in parità. Marina Cattaneo al servizio. Diciamo che in questo secondo set invece ha regnato molto più la formazione di Ripalta. Attenzione. Giudice difeso al centro Galvero. Passa l'attacco, non c'è Carrera che attacca. Difende Bortoli. Giudice. Magatta. Murata. Magatta. C'è Giudice che riesce a salvare. Diventa subito informazione. Pallonetto. Difeso Magazza. Però c'è la free ball. E si prende il punto. La rota. Allora 18-24. Prima palla stretta annullata. Allora il servizio. Jessica De Val. De Val. C'è la ricezione di Carrera. Fatta attacco anche con lo giro del muro di Bassi. Galvero. Ma Galvero 19-24. C'è il time out per Ripalta. Sponsor. Veglierà dopo. Di nuovo in diretta dall'arena palestra comunale di Ripalta Cremasta. Siamo sul 24-19 per Ripalta nel corso di questa seconda frazione. C'è il set ball ancora a favore delle arancioni. Delle nero arancioni. Boh. So veramente come definirle. Allora De Val. Servizio ha ricevuto, ci ha provato a ricevere Carrera che però concede una free ball che Sedena non riesce a sfruttare. Lodi 25-19. Chiude il secondo set. Allora andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set.
Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ripalta Cremasca. Allora 25-19 il secondo set a favore di Ripalta, che riporta la partita sull'1 pari. Carrera, Cattaneo, Murata, Totti, Zelati. Poi c'è l'attacco, credo di... non ho visto di chi. Attacco di Galbero che si spegne il rete. Allora, 1 pari. Sì, in realtà stavo parlando di un'altra partita, ma comunque anche 1 pari qui al terzo set. Francesca Magazza, De Valli, Carrera, Totti, Zelati, Lodi, Murata, Poggi, Batti, difeso Magazza, Sesenna, attenzione, Carrera, Totti, Zelati, attenzione, poi Campagnolo, è stata una difesa, e poi Campagnolo! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. De Valle sul 2-1, servizio battuto su Carrera. Oggi si spegne in rete l'attacco di Anna Bassi. 2-1, 3-1 scusate. Allora, riepilogo punti partendo da Ripalta. 2 punti Cattaneo, 4 Bassi, 1 Carrera, 7 Lodi, 1 Rivoltella. 15 punti di squadra, 15 punti di squadra e 10 su errore dalla Rotoblas. 4-1. Time out sponsor. Va bene. Di nuovo in diretta alla palestra comunale. Grazie Andrea Zeni che mi ha dato il tabellino, quello completo di tutto il set. Fatto l'attacco di... Allora ritorniamo ai punti di squadra. Allora di Ripalta, che allora vi dico quelli totali: 3 Cattaneo, 6 Crespi, 6 Bassi, 1 Carrera, 13 Lodi, 1 Miglioli e 2 Rivoltella. 32 punti di squadra, 19 su errore della Rotoblas. Bortoli, Magatta, Poggi, Inbagher, lato Batti, Murata! E c'è il punto della Rotoblas. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Ora Chiara Sesenna al servizio. Allora i punti di squadra: Sesenna 6 punti, 4 Deval, 9 Galbero, 2 Campagnolo, 8 Magazza, 6 Petrusiello, 3 Bortoli. 38 punti di squadra e 12 su errore di e dicevo 12 su errore della sì, della formazione nero arancia. Attenzione, giudice, lato Magatta, pallonetto, ma c'è la difesa di Lodi. Poggi 5-3.
5-3 a favore di Volano. Servizio di Bassi su Galbero, Lala Bortoli. Chiara Sesenna. 6-3. Allora siamo su 3-6. Cazza riceve Carrera, forse un po' lunga. Magazza adesso riceve Lala Bortoli. Chiara Sesenna passa al suo attacco, ma c'è la difesa di Lodi. Prova Carrera, ma viene difeso da Magazza nonostante sia passato in mezzo al muro. Passa l'attacco e passa Carrera, Aletta Carrera. 4-6. Rivoltella al servizio. Galbero, Dalla Bortoli. Galbero! Emma. Quattro a 7. Allora, Benedetta Campagnolo al servizio. Ha ricevuto Carrera. Questa Carrera passa al contatto, 5-7. Allora, servizio. Chiara Poggi. Battuto. Ricevuto Magassa. Sesenna. Poggi. Lodi. Out. Allora, 8-5. Favore della Rotoplas. Dalla Bortoli, il servizio. Battuto. Riceve. Carrera deve difendere. Dopo quasi murata. Poi passa. Sara Lodi. 8. Attenzione. Lodi attacca, c'è il muro. Leval. Bortoli. Piantato il tacco Sesena, c'è la difesa di Carrera. Lodi, murata, Cattaneo. Poggi. E poi passa. No, non passa l'attacco, è out. Non so cosa ho visto, ragazzi. 9-6, ho detto passa l'attacco, ma in realtà non è passato per nulla. Giulia Crispi quindi entra al posto di Anna Basti. Emma Galbero. Tutto Galbero. Riceve Fotti Zelati. Crispi. Magazza poi giudice. Però c'è la fribola ora. Lodi. Allora, Marina Cattaneo al servizio. Battuto. Giudice Lala Bortoli.
Magassa, Francesca Magassa, 17. 17. Ora al servizio. De Val. Crispi. Murata da Campagnolo! Monster block, monster block, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Allora, ancora De Val al servizio. Siamo sull'11-17 adesso. Carrera. Scotti isolati. Lodi Murata, Lodi Campagnolo! Monster block, monster block. Monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster. Doppia murata di Benedetta Campagnolo, 12-7. Battuto. Attacco out. Sì, out l'attacco di Lodi. 13-7 adesso. Si allarga la forbice, De Val al servizio. De Val. Tutto. Allora, Chiara Poggi entra per... lascia il posto, scusate, a Giulia Miglioli. E Sara Lodi lascia il posto a Emma Laperchia. Un classico tentativo, ma so che era out. Infatti per quello poi ho fatto il gesto così, vero? Allora, Laperchia al servizio. Ricevuto Galbero, Lalla Bortoli. Sono punto per la formazione di Vittorio Verderio. Allora, al servizio va Laperchia. Laperchia. Serve sempre Galbero. 22 di Campagnolo, ma c'è Totti Iselati. Attacca Crespi. Una mano Sofia Giudice. Galbero! Allora, 14-9. Emma Galbero. Chiara Sedente al servizio. Ricevuto Crispi. Bagger Laperchia, però difficile per Carrera attaccare. Campagnolo! 15-9. Benedetta Campagnolo. Servizio in rete di Sesenna. 11-15 quindi. Allora al servizio Giulia Crespi. Battuto con l'audio del net, riceve Giudice. Lalla Bortoli subito. 16-10. Punto numero 16 per la Rotoblas. Ragazza. Sponsor.
Nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ripalta Cremasco. Siamo sul 10-17 a favore della Rotoblas. Allora, Magazza ha servito su Cotti Zelati. Tentato Miglioli, ma è stato difeso il suo attacco. Benedetto! Chiara Sedenna! 18-10. Ancora Francesca Magazza al servizio. Attenzione Miglioli, che va ad attaccare. Passa l'attacco, ma c'è la difesa di Sofia Giudice. Sedenna, la perchia. Cotti Zelati al centro. Crespi, però c'è la free ball. Campagnolo! 19-10. Oggi piangevamo il tetto noi. È uguale al nostro. Magazza. Forse Rivoltella ci prova, ma c'è un'opportunità per la Rotoblas. Che sfrutta Calvero! 20-10. Catta. Totti Zelati. La perchia. Migliolini, Murata. Totti Zelati. Lato Carrera. Ha difeso Giudice. Lala Bortoli. Calvero. Crespi. La perchia. Attacco potente, ma non preciso di Aletta Carrera. 21-10 per la Rotoblas. Allora 21-10. Magazza al servizio. Tutto consiglio del net. Cotti Zelati. La perchia. Carrera ha difeso Magazza. La Labortoli. Galvero. Emma Galvero. 22-10 per la Rotoblas. Ancora Magazza. Ancora servizio. E vista! Magazza. Crespi. Rivoltella Murata. C'è la free ball. Forse andava out. Alla Bortoli. Vero, lunghietta questa volta. Carrera. Oddio, che brutta palla questa. Giudice. Calvero. Non c'è il tocco, però. Brave comunque, perché è stata un gran break questo della Rotoblas. Dopo da Andrea mi farò dire realmente quanto è stato il break, però credo un 7-8-0. Dovrebbe averlo fatto, perché comunque eravamo 15. Vabbè, dopo valuteremo. Rivoltella al servizio. Forse un po' lunghetta. Calvero. Roviglio del muro. Carrera. Sesenna. L'ha provata a mettere la Bortoli a Francesca Magazza. Madonna, cosa di dilettato! Giudice! Cosa di dilettato Sofia Giudice! Ha messo una sentenza col suo martello, che invece che sbatterlo sul tavolo lo sbatte sulla palla e la rimette in campo per Francesca Magazza. E vale un set ball adesso per la Rotoblas. 24-11. Signori e signori, sentenza Giudice qua. Che difesa di Sofia Giudice. Campagnolo al servizio. E 25. Che finale di set veramente. 25-11. Sponsor e torniamo per il quarto set. Mi dimentico che con gli Ace
Allora, io sono ancora particolarmente provato dal finale del primo di questo terzo set, che veramente abbiamo fatto un grandissimo break e abbiamo chiuso in maniera ottimale. Però per vincere la partita dobbiamo ancora portarne a casa uno ancora. Sicuramente da Ripalta Cremasca non torneremo a casa a mani vuote, perché sicuro un punto è assicurato. Allora, il primo servizio si è spento in rete da parte di, credo, Giulia Crespi. E quello di Galbero invece è un ace, 2-0. Ma Galbero 2-0. Allora, fra un attimo che mi... Ecco qua. Vediamo il servizio e poi passiamo al riepilogo dei punti. Attenzione, c'è la free ball, la Labortoli. Magazza. Oh, Magazza 3-0. Magazza 3-0. E si fa sentire anche il nostro mago delle statistiche. Allora, 3-0. Allora, riepilogo dei punti di squadra. Vediamo il servizio di Galbero. Batte. Poggi. Oh, passato l'attacco di Batti. 4 e 3-1, scusate. Allora, i punti di squadra: Marina Cattaneo 3, Crespi 6, 7 Bazzi, 3 Carrera, 16 Lodi, 1 Miglioli, 2 Rivoltella, 38 punti di squadra, 23 errori con 23 punti con errori dalla Rotoplas. Sedenna difende il suo attacco. Cattaneo, se ho visto bene, dal giudice. Sedenna, pallonetto. Poggi. Deval. La murata di Deval con la portata, anzi 4-1. Allora, i punti di squadra della Rotoplas: 8 punti Sesenna, 4 Deval, 13 Galbero, 8 Campagnolo, 12 Magazza, 16 Petrusiello, 4 Lalla Bortoli, 55 punti di squadra. Ace Deval! Allora, dicevo 55 punti di squadra e 16 su errore di Ripalta. Allora, 5-1. Deval al servizio. Riceve Cotti Zelati. Attacca Saralodi. 2-5. Allora, momento top score della partita è Saralodi con 17 punti. Però al momento comunque la sua squadra è al momento in svantaggio nel quoziente set. Magazza, pallonetto. Forse ha toccato. Non di questo video il primo arbitro. Però Magazza. Campagnolo. Campagnolo. Allora 6-2. Benedetta Campagnolo. No, Chiara Sesenna, scusate, al servizio. Battuto. Allora, entrata Giulia Crespi, è entrata Alessia Carrera. Allora 7-2 il punteggio a favore della Rotblast nel corso di questa quarta frazione di gioco. Sesenna impegna il re del servizio. 2-7. 3-7, scusate. Anna Bazzi al servizio. Ha ricevuto Galbero, Lalla Bortoli, Sesenna, free ball, Cotti Zelati. Attenzione, giudice.
Osteria, ragazza. Il proiettile gli è ritornato contro. Allora, Arabazza il servizio. Giudice. Bortoli, Magatta. Francesca Magatta. Gesto di stizza di coach Verderio per questa non riuscita difesa delle sue ragazze. Infatti qua tanta rabbia. Allora Francesca Magazza il servizio. Oggi gelati. Tentativo d'attacco da parte di Carrera che non è andato a buon fine. Campagnolo invece sì. Campagnolo invece sì. Benny Campagnolo 9-4. Allora ancora Magazza al servizio, vediamo. Allora Magazza bello ancora il servizio di Magazza. Prova ancora Carrera, ma ancora Giudice gli nega la gioia. Questa volta però Campagnolo viene curato da Carrera. E Francesca Rivoltella al servizio. Galvero ricevuto alla Bortoli. Brava Emma Galvero. Nonostante un tentativo, forse un palleggio un attimino difficoltoso di Lalla Bortoli, comunque Galvero si prende il 10° punto. E ora al servizio Benedetta Campagnolo per la Rotobla, Svolano volley di Luca Parlatini. Battuto. Rosio del net. Pallonetto. Ah, c'era. La Benedetta comunque perché stava facendo una gran salvataggio. Giulia Miglioli. No, scusate, Chiara Poggia era al servizio. Galvero! Brava Emma Galvero! 11-6. La Bortoli del servizio. Ehi, sarà la Bortoli. Ancora Lalla Bortoli del servizio sul 12-6. Vediamo. Stavolta Cotti Serati riesce a prenderla bene. De Vali in bagger. Oggi Carrera. Però c'è Lalla Bortoli che ha difeso. Galvero pallonetto un po' a campanile questa volta. Tentativo di Carrera murato da un po' da Sedena e poi c'è la. Oh là là! Sono scontrate. 30-12. Allora servizio credo sia la 4. No, Alessia Carrera era al servizio. Galvero passa l'attacco, ma c'è la difesa di Cotti Selati. Non passa Lodi. È out l'attacco di Lodi. Allora al servizio Emma Galvero. Emma spegne il rete del servizio. 8-13.
Allora, servizio battuto. Magazza da Marina Cattani, servizio. Magazza attacca, ma Cattani, oh. Ripeto, giudice questa volta dalla parte rotro. Galbero. Emma, troppo. Com'è no? 3-19. Allora Cattaneo al servizio. Cazza alla Bortoli. Sedenna. Quello di Murata. Murata. No, non c'è stata la Murata. Infrazione di quarto tocco. Infatti non c'è nessun tipo di protesta nella metà campo nero-arancio. 14-9. La nostra capitana De Val al servizio. Battuto. Oggi subito passa l'attacco di Rivoltella. 10-14. Tutto il servizio di Lodi. Sedenna anche con un po' di lungo Carrera. Bortoli. Magazza riesce a difendere proprio Carrera. Murata. Sedenna. Abbiamo cantato troppo. Abbiamo cantato vittoria troppo presto. Abbiamo cantato vittoria troppo presto. 14-11. Infatti pensavo che era già punto, invece no. Quando si dice cantare vittoria troppo presto. Sedenna. 15-11. Infatti ho detto, abbiamo cantato vittoria troppo presto e noi eravamo già a risultare. Allora 15-11. Chiara Sedenna, l'autrice dell'ultimo punto, al servizio. Battuto. Allora escono Lodi e Poggi. Classico cambio del corso di tutta la partita. Rientrano Miglioli e la Perchia. Sedenna. Servizio. Attenzione. Oh! Salvataggio di Magazza col piede. Vediamo se è servito, perché Sedenna ancora giocabile. Magazza. C'è ancora una possibilità però, perché abbiamo la free ball. La Bortoli al centro, Galbero senza muro. Senza muro. Ha toccato, sì, ha toccato. Ha toccato. Ha toccato, sì, 17-11. Sedenna al servizio. Posizione Murata. Monster block, monster block, monster block, monster block. Lala Bortoli 18-11. Monster block è suo. Chiara Sedenna al servizio.
14 ace della Rotoblast. La media è 4,2, 4,3 a set. Quasi. 19-11. Setenna. Pallonetto, Magatta. Dalla Bortoli. Vero. Non c'è il tocco a muro, no. Non c'è il tocco a muro. 12-19. Comunque, brave lo stesso comunque. Va bene così. 19-12. Allora. Servizio di Cattaneo. Magatta. Alla Bortoli. Magatta attacca. Francesca Magatta. 20-12. Mamma mia. Allora. Pronta Magatta al servizio. Sul 20-12. Altro bel servizio di Magatta. Passa l'attacco. Però c'è la difesa di Giudice. Setenna out. E c'è il tocco. C'è il tocco. E è in campo? Ah, invasione. Ah, chiamata dal secondo arbitro Lucia Grassi. Era l'invasione. Infatti sembrava out la palla. Allora, Francesca Magatta al servizio. Battuto. Ha ricevuto Bazzi. Prova l'attacco, questa volta vincente. Aletta Carrera. 13-21. Servizio di Rivoltella. Galbero ha ricevuto. Lalla Bortoli. Però Muratta. All'ultimo di Magatta non ha dato il frutto purtroppo per un pelo. 14-21. Servizio su Calbero di Rivoltella. Attacca Calbero col mani out. Che non c'è. 15-21. Ah, era caduta la bottiglia all'arbitro. Francesca Rivoltella al servizio. Si sta un po' riavvicinando Rivalta. Attenzione. La Perchia. Out. Non c'è il toccamuro. 19. Scusate. Non so cosa ho appena detto. 22-15. Benedetta Campagnolo al servizio. Solo 22-15 per la Rotoblast. Pronta al servizio. Ceduto. Conti tenati. Ci prova Francesca Magatta. Però non riesce la difesa. 16-22. Allora rientrano Poggi. Scusate, Lodi e Poggi, sì. E escono La Perchia e Miglioli. Allora, pronto al servizio Chiara Poggi. 16-22. Servizio battuto. Ha ricevuto Calbero. Lalla Bortoli. Calbero attacca. C'è quello del muro, però c'è la difesa di Bassi. Attacca. Oh! Madonna, che miracolo di Magatta, 2 volte di piedi. E c'è l'invasione. Ancora di De Valle. Luca Magatta. Doppia. Oggi 2 difese di piede, 17-22. Allora, Chiara Poggia al servizio. Magazza. Alla bordo di De Valle. De Valle! Anche con un po' di fortuna. 23-17.
Laborto nel servizio. Oh attenzione. Caduta la protezione. Seidenna, murata Seidenna. Allora 18-23. Il servizio Carrera, no. Sì, Carrera, sì. Sfiorando il tetto. Galbero. La palla è out. 19-23. C'è time out per Luca Parlatini, sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ripalta Cremasca, quasi alla fine di questo quarto set, che può essere decisivo per la nostra classifica e anche per quella di Ripalta, perché non dimentichiamoci che Volano è a 18 punti, Ripalta a 17, quindi vorrebbe dire, in caso di vittoria alla fine di questo set, vorrebbe dire prendere ben 4 lunghezze di vantaggio. Seidenna col tocco a muro, 24-19. Allora Emma Galbero, la palla sul 24-19 al match ball. Emma Galbero, vediamo. Galbero batte, ha ricevuto Cotti Zelati, passa ancora Sofia Giudice, Magazza murata, tu fa murare l'attacco Magazza, quindi primo match ball annullato. 20-24. Allora vediamo servizio. Giudice Lala Bortoli, Deval, Cattaneo, Deval, Lala Bortoli, Magazza murata. Attenzione, non tutti sulla palla per favore. Magazza dall'altra parte. Magazza, Lala Bortoli, Magazza ancora, niente da fare. Poggi passa l'attacco, Giudice, Lala Bortoli, Galbero ancora, continua l'azione. È out! È out! È out! È finita! È finita! La Rotoblast Volano Volley va a vincere la partita per 3-1 e spugna la palestra comunale di Ripalta Cremasca e chiudiamo il girone d'andata con 21 punti. Allora, io direi che adesso è il momento di salutarvi tutti. Andrea Zeni, grazie per la tua collaborazione con i punteggi. Grazie a Fabrizio Sabano, autoregista, Alan Berlofa, responsabile streaming. Da parte di Lorenzo Minacapelli è tutto. Ci rivediamo sabato 10 febbraio ad Ostiano contro la Fantini Polceri Ostiano, seconda in classifica, per l'inizio del girone di ritorno. A tutti voi l'augurio di una serena notte.